Sì, colgo questa occasione per ringraziare ancora una volta a Padre Antonio e lo saluto a nome mio e di tutta la comunità che rappresento, come saluto lui, tutte le autorità religiose, civili, tutte le autorità monetarie, tutte le associazioni e i comitati di feste che sono presenti qui oggi per onorare il Santissimo Crocifisso. Ringrazio ancora una volta tutti voi che siete presenti, però sarò breve per un semplice fatto, perché devo leggere una lettera che manda il nostro parroco, padre Pasquale Carnovale, e per motivi personali non è presente qui tra noi. Infatti quando avevamo programmato questo viaggio avevamo pensato di farlo assieme al parroco della Chiesa del Santissimo Crocifisso. Comunque vado direttamente alle parole che ha scritto per noi. Carissimi amici terranovesi, vengo a voi con queste poche righe che il nostro esimio sindaco, architetto Salvatore Foti, vi leggerà al mio posto, per manifestarvi tutto il mio affetto, la mia vicinanza e la mia compiacenza per la festa che farete in questi giorni in onore del Santissimo Crocifisso. Anzitutto vi chiedo di scusarmi se non sono presente fisicamente alla vostra festa. Impegni e altre vicende mi hanno impedito di essere presente di persona, ma con il cuore e con lo spirito sono lì con tutti voi. I legami tra noi e voi sono ben saldi e si basano non solo su motivi umani, ma soprattutto su motivi spirituali, sul crocifisso che con noi e voi veneriamo e amiamo con tanta fede in qualsiasi luogo ci troviamo. La prova è che tutti voi, pure migranti in terra lontana, con le vostre famiglie, avete sempre portato con voi e mantenuto la venerazione e l'affetto che vi lega al Santissimo Crocifisso, con i solenni festeggiamenti anche in terra australiana. Mi auguro che tra noi e voi ci sia anche questo legame spirituale, cioè la nostra preghiera reciproca al Crocifisso. Noi preghiamo per voi e voi per noi. L'unione tra noi e voi si deve cementare intorno al Crocifisso. Solo Lui ci salva. Concludo anzitutto con un saluto cordiale al vostro parroco e a tutti gli altri sacerdoti che vi seguono spiritualmente. Sono sicuro che siete tutti in buone mani. Saluto tutti i componenti del Comitato Festa per il lavoro efficace che svolgono nel preparare la festa.